Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti della mattina. Incidente mortale lungo la strada provinciale 61 nell'Agrigentino. A perdere la vita è Giuseppe Coirazza, 39 anni, padre di 2 figli. Trasferito all'ospedale di Ribera è deceduto poco dopo. Ore di caos anche nel Messinese per 2 incidenti stradali. Il primo a Roccalumera ha visto coinvolti 5 giovani rimasti feriti, tra cui un sedicenne in gravi condizioni. Nel secondo invece 3 persone, padre, madre e figlia, sono precipitati con l'auto in una scarpata facendo un volo di 20 metri. I genitori ora sono ricoverati in codice rosso. Nel mirino della Guardia di Finanza i beni e le attività riconducibili a un esponente del clan Laudani attivo nell'area acese in provincia di Catania. Il valore del patrimonio sottoposto a sequestro è di 2,1 milioni di euro. Scoperto a Catania un centro scommesse abusivo con diverse postazioni telematiche per giocare online e computer collegati al deep web. Denunciato un 72enne di Catania, risultato titolare del circolo privato non autorizzato. Doppio arresto a Palermo dove un 23enne e un 64enne sono finiti in manette con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Trovate all'interno della canna fumaria anche diverse munizioni e 3 divise complete della polizia. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.